Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Che onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 28 di ottobre, l'anno del Signore 2024. Come sempre vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, che è un giornale online molto croccante, molto preparato, ergo a maggior ragione, mi raccomando, seguitelo, specialmente in questo momento. Dunque, allora, sapete che è un testa a testa, è una battaglia all'ultimo sangue, anzi all'ultimo voto, tra Marco Bucci e Andrea Orlando, che, come vi dicevo, si contendono al momento
la presidenza della Regione Liguria per i prossimi 5 anni. Per il momento la terza proiezione Opinio Rai assegna Bucci al 48,8%, Orlando al 47,3%, la proiezione SVG la 7, Bucci al 49,6%, Orlando al 47,3%, gli altri candidati al 3,1%, affluenza in calo, ha votato solo il 45,96% degli aventi diritto, quindi è un'elezione intanto in cui ha votato un ligure su 2 e che naturalmente si deciderà praticamente per 1.000.000 di voti, forse anche meno, chi lo sa. Sarà comunque emozionante ed entusiasmante seguire questa gara, questa corsa, questo grande momento di democrazia fino all'ultimo, perché chiaramente nel corso della trasmissione noi vi offriremo sempre più le finestre di aggiornamento sui dati elettorali. Le nostre coordinate a cui incrociamo 340-670-9659, oppure se volete telefonare, si parla stasera delle elezioni in Liguria, 0292947222 se volete dire la vostra. Allora, intanto saluto il nostro Lawrence Dumbria che da sopra la plancia comando delle magiche onde di Radio Libertà mi permette di proiettarmi fino a voi, e in particolare vi chiedo se volete intervenire, appunto potete tranquillamente dare il là ai vostri interventi. Vi ripeto, stasera si parla di elezioni, che è la cosa, diciamo, che ci interessa. Ergo, se poi andiamo a dare un'occhiata a Eligendo è, lo sapete, il servizio del Ministero dell'Interno, anche qua si vede che i due sono proprio divisi da un'incollatura appena. Cioè, qui parliamo, pensate, siamo a 681 sezioni scrutinate su 1785 e praticamente non siamo nemmeno alla metà delle sezioni scrutinate, e in particolare si vede che per il momento abbiamo Orlando con 96.442 voti e il 48,64%, contro Bucci che prende il 94.122 voti e il 47,47%, il che significa che per il momento c'è diciamo così, un distacco di circa 2.300 voti scarsi. Naturalmente, ripeto, questa è una marcia molto, molto serrata, è una marcia che come tale è suscettibile di sorprese fino all'ultimo minuto. Nicola Morra, 1.773 voti e 0,89%. Il povero Morra aveva tentato la carta della salute di Bucci per cercare di affossarlo, invece è finito affossato lui. No, possiamo aprire i telefoni anche adesso, caro Lawrence, non c'è problema. Direi che possiamo fare 4 minuti di, come si chiama? 4 minuti di, oddio, non mi vengono le parole, di Qui Parlamento, e poi dopo telefono aperto. A tra poco. Andiamo pure con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il 23 febbraio scorso di quest'anno un gruppo di manifestanti in via Curtatore Montanara, che rappresenta una delle vie di accesso ad una delle piazze più importanti e più belle del mondo e che rappresenta un vanto per il nostro paese perché contiene la Scuola Normale Superiore di Pisa, un polo di eccellenza da un punto di vista scientifico, da un punto di vista umanistico e da un punto di vista anche di pensiero in generale e di insegnamenti. Questo gruppo di manifestanti ha cercato di travolgere con violenza, con sputi, con spinte e con impeto un presidio statico, fisso, fermo, immobile delle forze di polizia. Di fronte a questo tentativo di travolgimento,
cosa è successo? Che le forze di polizia hanno reagito utilizzando i propri dispositivi. Scusate colleghi, però sto parlando di solidarietà alle forze di polizia, un minimo di sensibilità. Ci penso Scusate. io. Onorevole, per cortesia. Prego. Grazie Presidente. Ricapitolando, quel 23 febbraio di quest'anno un gruppo di manifestanti violenti ha cercato di travolgere un presidio immobile statico della Polizia di Stato, utilizzando metodi violenti descrivibili con semplici espressioni del tipo sputi, calci e spinte. Di fronte a questo gli agenti hanno reagito utilizzando i propri dispositivi di protezione individuali, ovvero lo scudo e la propria mazzetta distanziatrice. Di fronte a questo, è notizia di oggi che noi abbiamo appreso, sono state recapitate esattamente 13 richieste di condanna a 13 poliziotti con 2 capi di accusa per ognuno di essi gravissimi: eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Ecco, di fronte a questo io non mi nascondo. Dico che queste indagini sono una vergogna per il nostro Stato, perché anziché andare ad indagare, anziché andare a processare quelle persone che si sono avventate con una forza intimidatoria nei confronti della polizia, che sono non persone normali o studenti come dice la sinistra, ma sono rappresentanti dei centri sociali che inneggiano ad Hamas e alla Palestina. E di fronte a questo cosa succede? Che la magistratura avvia un'attività inquisitoria di questo tipo. È gravissimo ed è Onorevole gravissimo Donno, per favore, che onorevole il Donno. Movimento 5 Stelle provi ad impedire ad un deputato di quest'Aula l'esercizio del proprio diritto democratico a colpi di risate di effettuare un intervento a sostegno delle forze di polizia. Ancora una volta il Movimento 5 Stelle si toglie la maschera e si dimostra per quello che è, una forza contro la polizia di questo paese. E ritornando all'intervento di fine seduta, signor Presidente, e concludo, noi di fronte a questo tentativo di ribaltamento dei principi del buonsenso, secondo cui chi doveva farsi travolgere, chi doveva farsi umiliare, chi doveva farsi picchiare, dovevano essere quegli agenti che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire la nostra incolumità, anche quella dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, e noi staremo sempre dalla parte di questi ultimi e mai dalla parte di chi vorrebbe creare disordine nelle nostre città, nel nostro paese, utilizzando la tecnica del cavallo di Troia degli studenti, ma quando in realtà in quel cavallo di Troia ci sono soltanto dei rappresentanti violenti di centri sociali, i cui centri andrebbero chiusi assolutamente anche per legge. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Sasso. Qui Parlamento. E rieccoci alle 18, 24 minuti e 58 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna ancora al microfono con voi. Dovrebbe esserci una telefonata, Lorenz, o sbaglio? Sì, sembrerebbe di sì. Ciao Antonello, dimmi tutto. Sembrerebbe proprio di sì. Qui Veneto, aspetta che ti do lo speaker. Qui Veneto, così poi paghiamo anche questi. Viva San Marco, dimmi tutto. Sì. Da spettatore, te lo dico molto francamente, uno, il movimento dei 5 spellati tali sono risultati essere e stanno risultando essere i 5 spellati. Uno. I 5 spellati è bellissimo. Ecco, bravo. Poi il secondo aspetto è che, come al solito, vedi, qui si sottolinea, e manco i commentatori dei tuoi ospiti precedenti della trasmissione del Caimano, del Cainarca, hanno evidenziato, ovvero i destrogeni ancora non hanno imparato a fare informazione su quelle che sono le buone cose che hanno saputo fare nella loro amministrazione. Tant'è che a Genova abbiamo ancora la maggioranza dei liguri a Genova che si è fatta imbalsamare le sinapsi e le cervella da quella a sinistra e dalla ideologia di sinistra che gli impedisce di vedere chiaro.
il risultato dal punto di vista economico dei 18 miliardi che la Liguria ha saputo e il governante della Liguria ha permesso di investire in quel territorio. E cosa vorrebbero questi? Ritornare ai tempi dove i comunisti davano loro il piatto con un po' di minestrina e un po' di salsiccia? Cioè, bella vedi, osservazione. deve imparare a dare più informazione. Guarda che manca molto, e poi non parliamo dell'assenteismo. Un assenteismo così spietato, dico io, ha un significato, ragazzi. Ciao Antonino, buon lavoro. Grazie a te. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, Mario, ciao. Sì, ciao caro. Senti, ma scusa, ma io non la guardo mai la 7, tu lo sai, per me quella è una TV militante. Per te. Però è sempre quella, l'SVG, che ha indovinato sempre, questo glielo si riconosce, i risultati esatti, giusto? Perché sì, quello che tu vedi che viene dal Ministero degli Interni, a secondo delle sezioni che loro prendono da qua o da là, dove uno è più forte, dove uno è capito in maniera sparsa, il 42% che è già campionato da SVG, va bene, quindi sono proiezioni reali su tutto il territorio, non su questo o su quello, mi spiego che voglio dire? certo. Allora è molto più attendibile, perché c'è un errore statistico dello 0,80. Allora, siccome SVG è pure pagata parecchi milioni di euro da Cairo e cose varie, quindi è pagata, non si può permettere un errore così grossolano. E secondo quello che dicono le proiezioni di SVG col 42% campionato, cioè su tutto il territorio, non su tutte le sezioni che arrivano prima, hai capito che voglio dire? Bucci sta avanti quasi di 3 punti. Cioè, tu mi insegni che quando c'era la Prima Repubblica, le prime proiezioni che arrivavano erano quelle delle regioni rosse, che sembrava che aveva vinto il Partito Comunista, no? Perché l'Emilia Romagna, la Toscana arrivava. Poi arrivava il risultato delle altre regioni e si ribaltava. Quello che tu vedi del Ministero degli Interni non è attendibile, perché secondo, mi spiego quello che voglio dire, quale sezione di quale territorio arriva prima, hai capito? Invece quel campione di SVG è tutto uniforme su tutto il territorio ligure, e da quel punto di vista l'elezione è blindata. C'è solo quell'opinio di cose varie del primo canale che dà ancora un testa a testa. Ma il SVG, tu te lo ricorderai, tu lo sai, Mentana, io penso ormai non ha mai sbagliato un'elezione. Se ha fatto una campionatura che dà quasi 3 punti di vantaggio, non penso che prendano una topica del genere, anche perché dovrebbero restituire un sacco di soldi alla 7, se sbagliano. Mi spiego? Sì, per carità, però in questo momento, guarda, ti dico la verità, se metto la 7 sul televisore, ecco qua, sto cambiando canale, in questo momento tutto tace, Famiglie d'Italia stagione 1, vedo qua, insomma, ora vediamo che cosa va in onda. Se guardo l'ADN Kronos, per esempio, l'ADN Kronos mi dice lo stesso, che i risultati sono testa a testa Bucci Orlando, però ti dice a un terzo dello scrutinio il candidato del Campolargo è 48,25 e del centrodestra 47,83, affluenza in calo di oltre 7 punti. Quindi, come vedi, è sempre un testa a testa. Ora vediamo che cosa succede. Questi sono i dati che arrivano. Tra l'altro siamo già a 801 sezioni, siamo quasi al 50% scrutinato, e per il momento, ahimè, Orlando è ancora avanti di anche le altre volte 1400 punti, voti, scusa. Non mi sono spiegato. Allora, le proiezioni sono su tutto il territorio uniformi. Vediamo se mi spiego, io ho difficoltà con l'italiano. Quello invece che viene dal Ministero degli Interni sono dei voti che arrivano a seconda di alcune sezioni dove un candidato è più forte. Per esempio, se arrivano da Genova... Sì, lo so, me l'hai già detto il concetto qual è, per carità, l'ho capito. Ti ringrazio, però ti ripeto, oltre alle proiezioni ci sono anche dei dati che arrivano
in tempo reale, indipendentemente da dove arrivino. Per adesso c'è questo risultato e questo è un dato e non ci posso fare niente. Siamo a metà delle sezioni scrutinate e che dicano le proiezioni, noi abbiamo questo dato qua. Dopodiché seguiremo ovviamente ulteriori proiezioni e ulteriori dati, né più né meno. Grazie Mario, ti saluto. Andiamo in pausa, dopodiché mandiamo in onda gli articolo 31 2030 e torniamo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. E rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo le sezioni scrutinate sono
853, Bucci 120.395 voti, 47,70, contro Orlando 122.082, 48,37. Per quanto possiamo discutere delle proiezioni, le proiezioni, la fonte in questo caso su ANSA.it e il consorzio Opinio Italia per Rai, le proiezioni dicono che Bucci in realtà alla fine riuscirà a staccare Orlando, cioè 48,5 contro 47,4. Morra resta fermo all'1%, Ferrando 0,000, la forchetta è molto stretta per lui. È chiaro che in questo caso stare a parlare di validità delle proiezioni o che arrivano prima i dati di questo o prima di quello, quando parliamo di differenze di 1.000-2.000 voti e soprattutto con un'affluenza così bassa, perché stiamo parlando di una regione in cui 1 su 2 sono andati al seggio e hanno avuto voglia di andare al seggio, è chiaro che in condizioni di questo genere stare a discutere è meglio la proiezione o è meglio stare a vedere i voti a mano che affluiscono, beh, mi pare chiaro che l'unica cosa che possiamo fare è seguire l'azione di quello che accade e raccontarvela per quello che è. In questo momento, per esempio, Mentana dice quinta proiezione Bucci 48,4, Orlando 47,6 e anche loro indicano ovviamente il consorzio Opinio Italia per la Rai. E quindi, come vedete, sta parlando infatti Livio Gigliuto del consorzio Opinio. Come vedete, siamo lì. L'unica cosa che possiamo fare è arrivare fino in fondo a questa serata e naturalmente, dovendo andare in fondo a questa serata, vogliamo sentire quello che voi ne pensate. Cioè, secondo voi, ora, la domanda che vi pongo è questa. Com'è che siamo arrivati a un testa a testa di questo genere quando tutto sommato l'idea di fondo prima delle elezioni era di tutt'altro genere? Cioè l'idea di fondo era che malgrado tutto, malgrado il campo largo, malgrado Orlando, malgrado questo, malgrado quello, si pensava che il centrodestra avrebbe vinto, non dico facilmente, ma comunque avrebbe potuto capitalizzare 9 anni di gestione da parte di Toti che comunque ha gestito più che dignitosamente la regione Liguria, come del resto lui stesso racconta il famoso modello Liguria nel suo ultimo libro che è uscito in libreria in questi giorni. Sapete che Toti alla fine si è dimesso, ha dovuto patteggiare per quanto riguarda le inchieste della Procura di Genova e insomma si è giunti a queste elezioni. La domanda è: com'è possibile che davanti a una situazione del genere il centrodestra sia avanti per almeno 1,5 punti, almeno a guardare le proiezioni? Com'è possibile che il centrodestra se la debba sudare in Liguria in queste condizioni? Allora, 02 9294 7222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, nel caso mandiamo anche in onda i vostri audio purché siano civilmente espressi. Eligendo si aggiorna ancora, stavolta le sezioni scrutinate sono quasi 900, sono 896 in questo momento su 1785, quindi ormai possiamo dire di aver ampiamente superato il 50% dello spoglio e vedete qui addirittura siamo a 900 voti scarsi di differenza, perché Orlando fa 128.735, mentre invece Bucci fa 127.608, quindi siamo lì, è proprio una corsa al photo finish che avviene questa sera dalle parti della lanterna e naturalmente ognuno fa la sua propria valutazione. Certo, troppo bassa l'affluenza, troppo bassa, e questo mi sembra un brutto segnale in ogni caso, perché torno a ripetere, nel momento in cui tu hai poco più di
No, 1127 è la differenza in questo momento. Cioè, quando va a votare solo uno su due, dopo che comunque per 9 anni hai governato, credo degnamente e decentemente la regione, eccetera, eccetera, e lì le cose si devono comunque innescare una riflessione. Ma vediamo intanto come procede, che cos'altro possiamo aspettarci da questa elezione. Ancora una volta, vi ripeto, consorzio Opinio Rai, Bucci 48,5, Orlando 47,4, titola Avanza, SVG La 7, Bucci 49,6, Orlando 47,3, e qui c'è da aspettare. C'è solo da aspettare e vedere piano piano se a questo punto i voti che verranno saranno voti targati esclusivamente Bucci, e allora a quel punto potremo notare, diciamo, nella prossima mezz'ora, 40 minuti, a seconda anche della quantità di voti che affluiranno, e potremo vedere se si arriverà a questo rovesciamento di fronte oppure no. Siamo veramente a un'incollatura quando voi vedete i due cavalli che arrivano in fondo alla curva e infilano il rettifilo, quel rettifilo sul quale tutti quanti hanno in fondo puntato le loro vite in un attimo estremo, in un attimo che vale una vita intera. E quindi i due puro sangue stanno correndo e naturalmente ci aspettiamo un risultato 02 92 94 7222 e vediamo che cosa viene fuori. Per adesso siamo a 915 sezioni scrutinate, Orlando 132.189, 48,3, Bucci 130.691, 47,75. Siamo sempre lì, siamo sempre quello 0,6 che sta lì, sti 1400 voti che stanno lì. Ripeto, questo sempre per quanto riguarda Eligendo e senza tenere conto delle proiezioni, però è chiaro che c'è tutto da vedere. Voi che cosa pensate di questi risultati? Che cosa pensate di questi dati? Telefonate, il telefono è aperto allo 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659. Perché è chiaro che quello che noi stiamo valutando, quello che noi stiamo vedendo qui è davvero un duello elettorale all'ultimo voto, e sarà un duello che probabilmente per ora di cena vedremo ormai concluso. Quindi a questo punto io mi scuso con gli ospiti di questa sera, ma tanto vale fare una diretta continua dello spoglio e naturalmente dare a tutti voi voce per quanto riguarda i valori che verranno fuori dalle urne, per i voti che verranno fuori dalle urne. Io intanto sto cercando di recuperare l'ultimo libro dell'ex governatore Totti. Vi voglio leggere alcune cose che lui ha scritto. Andiamo a vedere, andiamolo a recuperare, perché lo stavo leggendo tra l'altro ieri notte e l'ho trovato molto interessante. Vorrei condividere con voi alcune osservazioni che lui fa, spiegando la nascita del modello Liguria, perché, ripeto, il centrodestra arriva comunque dietro una storia di successo. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là? Chi è là? È sempre qua, intanto che dimmi Antonello, dimmi. Sì, un altro appunto, guarda, che mi fa capire quanto, adesso prendo il tuo campo, quello dei giornalisti, abbiano proprio le cervella ormai cotte, perché anche sulla 7, con cui mi confronto, osservo che stanno montando la polemica sulla differenza tra i dati del Viminale e i dati delle proiezioni. Ma è ovvio che i dati delle proiezioni sono diversi da quelli del Viminale, perché se prima al Viminale arrivano gli scrutini di determinate zone della Liguria, come diceva il telespettatore precedente,
le altre arriveranno dopo. Per cui sti giornalisti stanno mettendo a fuoco delle stupidaggini. Le proiezioni sono tarate su tutte le province, ragion per cui, con il margine d'errore, quella sarà l'indicazione della corsa finale, ovvero Bucci. Ciao Antonino, ciao ciao. Ciao, guarda, io ti dico solo che la stiamo raccontando in diretta, quindi l'unica cosa che possiamo fare è raccontarla per come si svolge minuto per minuto, non è che... Sì, certo, torno a ripetere, le proiezioni dicono questo, però abbiamo anche un dato con un'affluenza molto bassa, perché 47,6% non arriva manco a 1 su 2, manco a 1 su 2. Dopodiché vediamo che cosa sta capitando. Allora, andiamo a vedere un po'. C'è un'altra chiamata. Pronto? Chi è là? Sì, buonasera. Ben trovato. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Io mi sono fatto un'idea che Prego. l'ideologia, se è di destra o di sinistra, non cambia, è difficilmente che cambia voto, anche se il sindaco ha lavorato bene, ma quelli di sinistra votano sempre a sinistra e quelli di destra a destra. E poi sappiamo che normalmente le sinistre vanno sempre a votare e quelle che rimangono a casa sono sempre quelle più facilmente quelle di destra. Questo è il mio pensiero. Grazie, la saluto. Temo che le cose siano così. Temo che molto spesso sia una votazione più che altro influenzata dall'ideologia che non... Ma sapete, anche il fatto che in questo paese non si vota, cioè c'è un elettorato di sinistra che comunque fa il suo dovere civico e poi c'è un elettorato di centrodestra che dice vabbè, tanto vanno gli altri a votare, non è un problema. E non funziona così, non funziona assolutamente così. E questo è il fatto. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa viene fuori tutto. Stavo vedendo un po', bla bla bla. Ecco qua. Allora, vi voglio leggere questa cosa del modello Liguria. Scrive Giovanni Toti nel suo Confesso che ho governato. Un modello dove confesso 2 punti ho governato, questo è il suo ultimo libro. Questa è l'architettura semplice del modello Liguria, un modello dove l'impresa è amica, ascoltata, protetta se possibile, dove chi investe sa che la pubblica amministrazione nei termini consentiti dalla legge proteggerà e agevolerà il suo investimento, considerandolo un bene pubblico, perché la ricchezza prodotta sgocciolerà su tutta la società. Un modello in cui il privato, là dove serve, può sostituirsi con maggiore efficienza al pubblico, nei servizi, nella sanità, nel welfare, perché non è importante chi offre la prestazione ai cittadini, è importante che quella prestazione sia economica e di qualità. Chi oggi si straccia le vesti in difesa della sanità pubblica non ha l'onestà di dire che la maggior parte delle persone che si spostano dalla propria regione per curarsi sceglie ottimi ospedali privati convenzionati. Il nostro modello usa la qualità come metro di misura per ridistribuire la ricchezza e lo fa sulla base del merito, non attraverso l'appiattimento per legge del poco a tutti. La qualità, il made in Italy, il lusso sono una grande macchina di opportunità. Per costruire uno yacht, per gestire un locale di livello, per un agroalimentare d'eccellenza e così via, servono professionalità preparate, ben pagate e quindi risorse che si spostano e crescono. Tutte cose che certamente un'economia standardizzata e livellata non è in grado di generare. E siccome per i prodotti sofisticati i clienti sono disposti a spendere e quindi distribuire la propria ricchezza, ma possono anche scegliere dove farlo, serve un sistema competitivo che li attragga in un luogo anziché un altro. Per questo è indispensabile essere competitivi. Essere un luogo attrattivo, ospitale, comodo e moderno dipende da una quantità di fattori materiali, ma anche da un atteggiamento di fondo. Certamente la qualità dell'ambiente oggi è un requisito irrinunciabile, ma la scelta dell'attrattività deve sbarrare la strada a un ambientalismo malato che ha assunto i paradigmi di una lotta di classe, al punto da considerare un rudere su una spiaggia un bene da tutelare invece che da ristrutturare per farne un'attività economica. Il paesaggio, il mare, l'arte, la cultura non possono essere gli ingredienti di un nuovo pauperismo ora che il comunismo è morto.
Sono una risorsa da preservare, ma soprattutto una risorsa da valorizzare per creare opportunità di vita e lavoro. Dice, mi direte, ma perché provare a sperimentare tutto questo proprio in Liguria, scrive Giovanni Toti. Perché è una terra dove la retorica e la tradizione della sinistra sono così radicate dall'aver voluto acciaierie in riva al mare, camalli come lavoratori obbligatori per chi usa i porti, cooperative come modello di impresa politicamente accettabile. Ora dirò una cosa che culturalmente va fuori alle mie radici, anche quelle di giovane socialista craxiano prima che berlusconiano. Mentre tutti i pensatori marxisti teorizzavano che il comunismo avrebbe prevalso nelle società operaie più avanzate, in realtà l'unico comunismo che prese il potere con gravissimi danni fu quello russo e cinese in due realtà agricole socialmente ed economicamente arretrate. Per identità di ragionamento e di storia, sia pure al contrario, il neoliberalismo poteva attecchire in Liguria perché è il territorio più arretrato su questo fronte. La regione più ideologicamente permeata dalla cultura di sinistra, con le sue cooperative, l'industria di Stato e il sindacato un tempo tra i più potenti d'Italia, le sue feste dell'unità e i suoi dipendenti pubblici, i circoli arci ormai pervasa da un inesorabile e triste declino, avrebbe potuto diventare la Florida italiana, terra d'elezione di una rivoluzione liberale e meritocratica, uno spicchio d'America in Italia. Infatti poi Toti ricorda, dopo 9 anni di governo i numeri ci danno ragione, la Liguria cresce più della media delle altre regioni, la disoccupazione si è dimezzata, il calo demografico si è invertito, la regione è diventata un luogo dove i capitali internazionali decidono di investire ed è tornata a essere una delle destinazioni di vacanza più importanti del mondo. Sì, cerca Graffione per favore, grazie. Che tutto questo fosse possibile non era scontato, al contrario. 10 anni fa un solo politico credeva si potesse davvero sfidare il Partito Democratico più forte, radicato e incuneato tra i gangli del potere, e per di più raggiungere questo obiettivo in piena rivoluzione grillina, che proprio da Genova era partita. Indovinate chi era questo politico a cui Toti rende omaggio? Quel politico era Matteo Salvini. E per fortuna, contro il parere di tutti, una sera ad Arcore pensai che avesse ragione. E ci diede ragione anche il padrone di casa, Silvio Berlusconi. Poi dopo si parla del suo primo mandato, dal 2015 al 2020, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che anche qui raccontava pure lui la prima vittoria. Il sogno era diventato realtà, per pochi voti però avevamo vinto noi. Le scelte fatte nel mese e mezzo precedente avevano trasformato una campagna elettorale persa in uno scrutinio vittorioso. Va detto con un grande aiuto dato dalla sinistra e anche dai grillini, allora sopra il 20%. Avevamo vinto, ora bisognava trasformare quella vittoria in una formula politica di successo, altrimenti sarebbe stata la classica vittoria di Pirro. Beh, mi pare che sia stata una vittoria che almeno fino ad ora è stata ampiamente evidente. Allora, andiamo a vedere che altro sta succedendo per quanto riguarda centrodestra e centrosinistra. Qui sembra tutto tacere, l'unica cosa che possiamo darvi sono i voti ovviamente delle sezioni. Perfetto. E naturalmente vediamo di darvi un po' di risultati, mentre vi ricordo che le proiezioni per adesso danno la vittoria ovviamente a Bucci, a Marco Bucci, con un distacco, diciamo così, che va dallo 0,8 ad addirittura quasi 2 punti e 3, 2 punti e mezzo. Insomma, diciamo che ci sono due forchette di range, due forchette per quanto riguarda i voti, che possono essere molto, molto, molto interessanti. Or dunque, siamo a 989 sezioni scrutinate su 1785 e qui le cose cominciano a diventare interessanti, signori, perché ecco, tra poco con noi Fabrizio Graffione. Siamo a Bucci 143.041, Orlando 143.640, quindi stiamo parlando
di poco più di 600 voti di differenza. Attenzione perché qui potrebbe, non diciamo niente. Sentiamo Graffione. Pronto Fabrizio, come stai? Ciao Antonino, buona serata. E beh, qua a Genova e Liguria siamo veramente a un photo finish a Cardio Parma, un testa a testa tra il candidato del centrodestra Marco Bucci e il candidato del centro-sinistra del PD, Andrea Orlando. Come hai detto tu, guarda, ridò i dati un attimino in diretta: 997 seggi scrutinati su 1785, siamo oltre il giro di boa, 48,21% per Andrea Orlando e 47,84% per Marco Bucci, quindi siamo intorno a 1 migliaio di voti, dai, per Andrea Orlando, però bisogna un po' vedere anche dove sono stati scrutinati i seggi. Devo segnalare, però, sì, io ti segnalo allora, la 7, sesta proiezione, Bucci 48,4, Orlando 47,6, Fabrizio. Sì, allora, le proiezioni di circa 25 minuti fa, riportate anche sui quotidiani locali che sono il Secolo XIX e la pagina di La Repubblica di Genova, esattamente come hai detto tu, Bucci al 48,4, Orlando 47,6. Diciamo anche l'agenzia ANSA della Liguria da queste percentuali. Io però volevo un attimino porre l'accento sulla circoscrizione di Genova, dove abbiamo 601 sezioni seggi scrutinati su 964, e beh, qua abbiamo Andrea Orlando al 50,29% e Marco Bucci al 45,82%. Non è un buon segnale per quanto riguarda purtroppo la città di Genova, perché appunto essendo Bucci sindaco si pensava che riuscisse a tenere un po' di più. D'altronde però c'è da calcolare il fatto che c'è stato un calo dell'affluenza e tradizionalmente, diciamo, gli elettori di sinistra vanno comunque a votare in massa e comunque più degli elettori di centrodestra. Volevo anche segnalare due belle notizie per quanto riguarda la Lega. Invece a Savona abbiamo un ottimo risultato perché siamo al 10,47% al momento, 102 sezioni scrutinate su 308, e abbiamo un ottimo risultato della nostra Sara Fosco, la nostra segretaria provinciale che è già in linea, infatti, e le diamo la nostra buonasera. Ben trovata Sara. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Sara. Fabrizio, dicevo, concludi pure. Al momento su 102 seggi scrutinati su 308 la nostra Sara Foscolo è la prima, sta facendo la prima della Lega con un ottimo risultato, dicevo, della Lega del 10,47%, e la Sara è a 1166 preferenze, dietro a Giancarlo Canepa con 1039 preferenze, e al capogruppo terzo, è soltanto terzo, è il capogruppo regionale uscente Stefano Mai con appena 631 preferenze. Allora Sara, si è discusso molto di questo calo di affluenza in Liguria, siamo intorno all'11-12% nella provincia di Savona, c'è stata però l'alluvione, siete purtroppo ancora alluvionati per quanto riguarda l'entroterra, in particolare la Valbormida. Ecco, ha inciso molto anche un articolo adesso che anche ad esempio Pietra Ligure, che è il mio paese, c'è stato un calo drastico dei votanti. Ma ha inciso molto il maltempo, quindi l'allerta arancione, l'alluvione che ha inciso il maltempo per quanto riguarda la Valbormida, perché sicuramente Cairo, Dego, che hanno avuto l'esondazione anche del fiume, e ieri sicuramente non sono andati a votare, però il dato che lascia perplesso è che anche Andorra, Luano, Finale e Pietra, che sì, pioveva ieri, però
cioè si girava tranquillamente, hanno avuto un calo notevole dei votanti e dell'affluenza. E quindi questo ci deve far pensare, perché va bene che pioveva, però anche dove non ci sono stati dei danni ingenti, la gente non è andata a votare. Ma perché la gente questa volta non ha voluto andare a votare? Cioè, le ragioni di questo assenteismo, anzi di questo astensionismo, chiedo scusa, perché? Secondo voi perché? Ma sicuramente perché ormai sono disillusi dalla politica, perché anche girando, a parte il fatto che ancora l'altro ieri trovavo gente che non sapeva che si andava a votare, per dire, ero a Finale Ligure e una persona mi dice: ma io sono a Calice. No, si vota anche a Calice perché è la regione Liguria, quindi c'è stata un po' di disinformazione. E poi sicuramente gente che anche quando facevamo i gazebo si avvicinava e dice: sì, vabbè, tanto siete tutti uguali, io non vado più a votare. Io quello che ho sempre detto è: vai a votare perché poi non ti puoi lamentare. Esatto. Però purtroppo tanta gente ormai ragiona così. Infatti, dobbiamo ringraziare anche 15 anni di grillismo che ci hanno portato a questo, a furia di dire fanno tutti schifo, sono tutti uguali, poi trovi quello che ci crede e che non va a votare. Sì, vabbè, però se uno segue anche i grillini, hanno visto che io ci ho vissuto anche in Parlamento 4 anni e mezzo con i grillini, cioè predicano bene, ma poi alla fine razzolano come razzolano, ecco, perché comunque non è che hanno fatto cose eclatanti. Poi il taglio della politica, dei costi della politica, quello lo dobbiamo anche alla sinistra quando Del Rio ha chiuso le province. Voglio sapere quanto è stato il risparmio, però queste mosse che arrivano, toccano il cuore della gente, ma che poi in realtà, se vai a vedere, è servito a penalizzare i territori, ma non certo ad avere un risparmio nelle casse degli italiani. Allora, io adesso vi chiedo un breve jingle, però vi do un dato. In questo momento la distanza, c'è stato, signori, il sorpasso. Bucci 153.244, 48,05%, Orlando 153.118, 48,01%. In questo momento Bucci conduce per 126 voti in più. Bene, dai, in diretta, dai, mi hai dato una bella notizia in diretta. Jingle e torniamo subito. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. E insomma, colpo di scena, finalmente sia la proiezione che i dati degli scrutini sembrano cominciare ad andare d'accordo, perché in questo momento per 126 voti Marco Bucci è avanti rispetto ad Andrea Orlando, ma attenzione, adesso siamo un po' più avanti perché Bucci 48,07%, Orlando 48%. Siamo a 1048 sezioni scrutinate su 1785. Quindi, signore e signori, in questo momento il trend si è invertito ed è a favore di Marco Bucci. Tra l'altro vi faccio notare una cosa, scusate se mi permetto, si parlava prima dei grillini, i grillini che pure sono nati in Liguria a furia di vaffanculo, bene, i grillini arrivano a fare sì e no il 4,85% in regione. Quindi la Lega invece arriva quasi al 9, mi sembra anche un buon risultato. Forza Italia 7,7, più o meno sembra quasi una replica dei rapporti, diciamo, percentuali nel governo. Prego Fabrizio, tu stavi dicendo qualcosa. Sì, allora Antonino, innanzitutto diciamo che aspettiamo un attimino a cantare vittoria ovviamente o a esultare, perché siamo veramente a un testa a testa. La situazione è oggettivamente è questa, testa a testa fra Marco Bucci e Andrea Orlando, quindi fino all'ultimo minuto dobbiamo stare calmi e tirare un sospiro di sollievo. Sì, in questo momento le distanze sono 11 voti, pensate.
Prego. Esattamente. Quindi, un po' pochini ancora. Esatto. Quindi per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, ne abbiamo parlato prima a lungo anche con il nostro direttore Giovanni Sallusti e con Giulio in trasmissione, e sostanzialmente il professor Becchi spiegava: se prendono meno del 6%, allora significa che diciamo la bomba che è stata sganciata proprio sabato da Beppe Grillo a 24 ore dall'inizio dell'apertura dei seggi è effettivamente qualcosa contato, e qualcosa effettivamente Grillo conta ancora all'interno, diciamo, dell'area dei 5 Stelle. Siamo al momento, Movimento 5 Stelle 2050, al 4,85%, e direi che in questo caso il professor Paolo Becchi ci ha azzeccato ancora una volta. Quindi anche se bisogna dire che il movimento degli ex grillini, chiamiamolo così tra virgolette ovviamente, uniti per la costruzione, ricordo, del consigliere comunale ed ex senatore 5 Stelle di Genova, Mattia Crucioli, è allo 0,94% al momento, è intorno all'1%, hanno candidato scusate, l'ex senatore 5 Stelle Nicola Mored, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia. Ma io volevo tornare un attimino sul territorio a Savona, perché abbiamo parlato tanto di Genova, tanto di Imperia, volevo sapere un po' Savona, poi sentire magari, abbiamo già sentito Lorenzo Viviani, volevo sentire appunto qualcuno di Savona come Sara Foscolo, che ricordo ancora sta facendo la prima per la Lega in provincia di Savona. Ecco, lì hanno contato però a alcune tematiche proprie del territorio. Secondo me ce ne sono due in particolare, e oltre al discorso della sanità, le liste d'attesa, lo sviluppo del territorio, lo sviluppo economico, ricordo che Savona fa parte anche l'area savonese dell'area di crisi complessa in Liguria. La prima riguarda il rigassificatore a Vado Ligure. Ricordo il rigassificatore che si doveva spostare da Piollino a Vado Ligure, e Totti aveva dato il disco verde per questo spostamento, il territorio si era sollevato, la Lega non era molto d'accordo, poi alla fine non è stata d'accordo, tanto è vero che il nostro presidente, facendo funzioni di Regione Liguria, Alessandro Piano, poi ha fatto anche un comunicato stampa addirittura spiegando che politicamente la Regione Liguria è contraria. E la nostra Sara Foscolo aveva partecipato anche alle manifestazioni in spiaggia, in piazza, contro il rigassificatore. La sinistra invece aveva utilizzato questo argomento per andare contro il centrodestra. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece c'è il discorso appunto dell'entroterra, dei parchi eolici. Pensate che l'80%, oltre l'80%, quasi il 90% dei parchi eolici in Liguria sono stati installati appunto nel Savonese. Ecco, se ne vorrebbero installare addirittura di nuovi, con pale addirittura, pensate, di altezza di oltre 200 metri. Uno scempio per il territorio, non voluto dal territorio, non sono volute queste pale ovviamente eoliche da parte del territorio, e anche qua devo dire che la Lega, grazie a Sara Foscolo, ma grazie anche e soprattutto al nostro attuale deputato ligure che abita a Stella in provincia di Savona, lui è genovese ma adesso abita da qualche anno abita a Stella in provincia di Savona, Francesco Bruzzone, diciamo abbiamo bloccato questa situazione. Bucci ha promesso di non farne installare di nuovi. Tra l'altro Francesco Bruzzone ha presentato proprio la scorsa settimana su questo tema un'interrogazione in Parlamento. Allora Sara, io ti volevo chiedere, queste due cose che ho detto, più il discorso sanità, hanno contato molto in provincia di Savona oppure no? Ma sicuramente sì. Il discorso sanità, oltre ai temi diciamo che riguardano tutta la Liguria, hai parlato delle liste d'attesa, in provincia di Savona hanno pesato la chiusura del punto nascita di Pietra Ligure e il problema dei pronto soccorso di Cairo e di Albenga, appunto di primo intervento. Direi che Bucci, quando è venuto, non si è sottratto al confronto anche con i comitati, e quindi quello sicuramente fa ben sperare, anche se comunque la gente è 4 anni che si sente fare delle promesse, quindi anche lì questo sicuramente ha contribuito.
Sui parchi eolici, diciamo che il primo che si è mosso, come hai ricordato tu, è Francesco Bruzzone, perché abita proprio a Stella, dove se vai a casa tua te li vedi a destra, a sinistra, davanti, dietro, e lì ne devono arrivare ancora, e la popolazione ovviamente ha detto basta. Quindi, però quella è una cosa, diciamo, che si è sentita un po' meno, perché cioè, per gli addetti ai lavori, quindi l'amministrazione sicuramente era all'ordine del giorno, ma non ha fatto notizia come ad esempio invece quello del rigassificatore, che invece lì c'è stata proprio una sommossa popolare con la creazione di un comitato, con queste lunghe catene umane in mare che dicevano no al rigassificatore. Abbiamo fatto fatica a far capire che comunque la Lega, anche se in Regione Liguria faceva parte di una maggioranza dove il commissario era anche il presidente, però la Lega le sue perplessità le ha sempre espresse. Quindi questo l'abbiamo dovuto spiegare alla gente, non è che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto da stamattina non vogliamo più il rigassificatore, ieri lo volevamo. Però sicuramente sono dei anche tu, Sara, posto che magari è più sentito in zone dove notoriamente si vota a sinistra, perché Pigliano, Vado e Savona stessa, a parte quando eravamo riusciti a vincerla, diciamo che sono città da sempre governate dalla sinistra. Nel frattempo vi do un altro aggiornamento: 1105 sezioni scrutinate, Bucci 162.932, 48,05%, Orlando 162.908, cioè qui si va avanti a botte di 20-30 voti di differenza, è veramente un testa a testa, aggiungerei anche per certi versi entusiasmante. Vediamo insomma questo orientamento. Spiace però che a Genova Bucci non abbia fatto così presa per quanto riguarda i risultati. Voglio dire, lui è l'uomo del Ponte Morandi, è l'uomo che ha rimesso in piedi, ha anche accompagnato, se possiamo dirlo, ha anche accompagnato in punta di piedi e con dignità la stessa Genova verso una rinascita con la ricostruzione dell'attuale Ponte San Giorgio, il dono di piano e la nascita anche del modello Genova. È strana questa cosa. Ma non è molto strana, lo dico da genovese. Intanto ti volevo dare anch'io qualche dato, perché su 170 seggi scrutinati su 308 in provincia di Savona, invece qua Marco Bucci è in vantaggio di circa di oltre il 3,5%, siamo al 49,63% contro il 46,14% dei voti, e devo dire che, ribadisco ancora una volta, che la Lega sta facendo intorno al 10-35%, 10,4%, e con la nostra Sara Foscolo che ha 1272 preferenze, sta facendo la prima e sta andando avanti. Dicevo prima, la Sara ci ha messo la faccia, cioè ha partecipato alla catena umana in spiaggia contro il rigassificatore a Vado Ligure, quindi quando sei sul territorio e ascolti il territorio, poi alla fine i voti comunque in ogni caso li prendi. Per quanto riguarda Genova, la domanda che mi facevi tu, Antonino, è vero, diciamo qua quello che dici tu, cioè visto da fuori Marco Bucci è l'uomo che ha come commissario governativo è riuscito a realizzare in pochissimo tempo la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018, 43 vittime, ricordo, e è altrettanto vero che diciamo Genova regnava l'immobilismo o la cosiddetta decrescita felice della sinistra, del PD, e che il precedente sindaco di Genova, Marco Doria, ci aveva abituati a questa decrescita felice, alla quale noi genovesi ci siamo ribellati ovviamente, ma è altrettanto vero che altre azioni della giunta Bucci sono piaciuti fino a un certo punto anche agli elettori di centrodestra.
Mi riferisco, non so, per esempio agli autovelox, alle piste ciclabili, anche un po' a questo atteggiamento durante l'emergenza coronavirus, insomma ci sono tante situazioni al di là, diciamo, del carattere un po' burbero del sindaco Bucci. Dicono che urla, che fa questo, bisogna fare per forza quello che vuole lui, non sente ragione, al di là di questo però ci sono delle azioni, degli atti dell'amministrazione che sono piaciuti anche tra gli elettori del centrodestra fino a un certo punto. Dall'altro lato ci sono gli elettori del centrosinistra, del PD, che lo sappiamo a Genova comunque vanno in massa a votare, sono truppe cammellate, loro qualsiasi cosa c'è o chiunque ci sia, loro vanno a votare. Quindi Genova comunque storicamente è sempre stata una città di sinistra, una città rossa, e la mia preoccupazione, non soltanto mia, è quella che poi si vedrà alle prossime elezioni, se ci saranno, naturalmente nel momento in cui vincerà Bucci, la prossima primavera, se riusciremo o no a mantenere il centrodestra al governo a Palazzo San Giorgio. Ligure. Ma questo comunque aspettiamo un attimino, perché bisogna aspettare proprio fino all'ultimo, dato i risultati che tu giustamente hai elencato prima, bisogna aspettare un pochettino. Ecco. Certo. Vediamo. Scusate, dove hanno le idee chiare mi pare la provincia di Imperia, perché vedo Orlando che fa 34,8, Bucci 61,07, quasi cappotto. Imperia, tra l'altro, hanno ancora scrutinato solo 150 sezioni su 255. Potrebbe venire da qui qualche sorpresa? No, ma non. Ne aveva già parlato prima con il presidente facente funzione uscente di Regione Liguria, Alessandro Piana. Io posso dirti che per quanto riguarda Imperia, lì comunque anche storicamente non c'è storia, ecco, cioè voglio dire, siamo nettamente, tendenzialmente conservatori. Sì, tendenzialmente di centrodestra, poi lì c'è anche il feudo di Imperia di Claudio Scajola, quindi insomma la Lega comunque lì va molto molto bene, grazie anche al nostro Alessandro Piana. Io vedo adesso 150 seggi scrutinati su 255, sì. Siamo al 61,07%, per Bucci 34,88%, per Orlando la Lega addirittura sfiora il 16%, un bel successo, e come dicevo prima, guarda, manco a dirlo, Alessandro Piana è a 1700 al momento, a meno della metà, un po' più della metà dei seggi scrutinati, è già al 1718 preferenze, proprio, cioè lì non c'è storia. Niente, Savona riusciamo a fare un buon risultato, la Spezia un po' meno, tenendo conto che Andrea Orlando è, come sapete tutti, l'ex ministro spezzino, sì. del territorio. Anche qua la Lega ha avuto un'importante defezione, che è il nostro presidente del Consiglio regionale uscente, Marco Medusè, che aveva fatto il primo per la Lega in Liguria 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, anzi 4 anni fa, adesso siamo al 91%. Il problema è Genova, siamo su Genova, sul Tiguglio siamo messi molto bene con il nostro consigliere regionale uscente Sandro Garibaldi. Il problema è la città di Genova, cioè chi decide in linea di massima è la città di Genova. Se riusciamo a tenere Genova e non avere una debacle su Genova, pur perdendo a Genova, credo che riusciremo comunque a ottenere per pochissimi voti comunque la Regione Liguria. Difatti a Genova adesso siamo
Orlando al 49,96% e Bucci con il 46,20%, insomma siamo 3,5-4% di differenza, ma a me non dispiace neanche tantissimo questo risultato, tenendo presente che a Genova, nella circoscrizione di Genova, le sezioni scutinate, i seggi scutinati sono 669 su 964, se si riesce a tenere un po' su Genova, poi con Intere a Savona andiamo avanti, tagliamo un po' su Spezia e siamo lì, dai, è testa a testa, Antonino, non c'è niente da fare. Sì, intanto però vi voglio dare l'ultimo Eligendo, 1154 sezioni su 1785, Bucci avanti 171.449, 48,12, Orlando 170, 954, 47,98, 500 voti scarsi di differenza tra i due per il momento, quindi siamo così. Campo largo, campo stretto, campo poco, quanto campo, cioè quali formule politiche, che formule politiche vedete voi nella coalizione avversaria? Vai Sara. Ma allora, io per quanto riguarda qua Savona vedo che ha contato tanto la persona del territorio, perché anche a sinistra chi era avanti, ad esempio nel PD è Cangiano, che è stato sindaco di Albenga, e sono persone del territorio, ma idem anche nei partiti alleati. Cioè, adesso quello che mi preoccupa è che siamo ancora un po' dietro alla lista Bucci, ma di pochissimo, però la Lega è il terzo partito. Anche nella lista Bucci comunque quelli che hanno preso più preferenze sono persone legate al territorio, persone che hanno fatto gli amministratori, quindi sicuramente la scelta di tutti e due i campi è stato quello di mettere in gioco persone che hanno già lavorato, che conoscono i problemi del territorio, conoscono la gente, che ci hanno messo sempre la faccia, non soltanto adesso in campagna elettorale, ma da sempre. E poi vabbè, ci sono comuni più dove la sinistra è più incancrenita, dove, per dire, Quiliano è un comune dove il PD ha l'opposizione perché la maggioranza è ancora più a sinistra, ma quelli sarà difficilissimo spodestarli. E altri comuni, bene o male, si è mantenuto quello che normalmente succede nelle politiche, cioè comuni di centrodestra hanno tenuto. La Lega pensavo peggio, invece ha tenuto anche rispetto alle ultime europee, tanto ha fatto purtroppo l'astensionismo, perché sicuramente sono i nostri che non sono andati a votare. E questo spiace molto, fa rabbia, posso dirlo che fa rabbia. Perché se no non staremmo qua a sussultare per 100 voti, 500 voti e così via. Perdonate. Sì. Purtroppo sì, però cosa vi faccio? Ormai i seggi sono chiusi, non si possono andare a prendere la certo. a casa. Noi ci abbiamo provato fino all'ultimo momento, anche oggi, a mandare il messaggino, ma chi ormai aveva deciso di mandare non è andato. Oggi c'era il sole, ma non sono andati lo stesso. Appunto. Allora, ultimo Eligendo, 1191 su 1785 sezioni, Bucci avanti di quasi 2000 voti, perché Bucci 178.671, 48,33%, Andrea Orlando 176.634. E poi c'è, quindi 47,77%. E poi appresso cammina Morra Nicola, Morra che peraltro aveva fatto quell'allusione francamente sgradevole, e parlo da malato di tumore che ha vinto il suo cancro, quindi da guarito, per cui a maggior ragione il mio pensiero e il mio affetto va a Marco Bucci, ma Morra che è 0,91%, ma non è che qualcosa gliel'ha pure rosicchiata Morra, visti questi chiari di luna? Sì, Antonino, quello senz'altro. Intanto ti chiederei, io saluterei Sara Foscolo e mi concentrerei su Genova, dove c'è un po' questa partita
del testa. Magari chiedo alla regia se riusciamo a sentire Sandro Garibaldi. Grazie Sara. Ciao. Ancora Ciao. complimenti per il tuo exploit, per le tue preferenze, che hai fatto la prima, stai facendo la prima per la Lega in provincia di Savona. Complimenti ancora. E direi di andare a chiedere alla regia di sentire Sandro Garibaldi, se riusciamo, oppure Francesca Corso. Sandro Garibaldi sul Tigullio e la Francesca Corso, che è la nostra segretaria provinciale di Genova, commissariata perché si è candidata ovviamente, e che ha corso anche lei per le regionali e sta facendo molto bene anche lei. E per rispondere alla tua domanda, sì, ne abbiamo parlato prima con il professor Paolo Becchi, con Giulio, questa bomba di Beppe Grillo, 24 ore dall'apertura, meno di 24 ore dall'apertura dei seggi, è stata è un sinonimo, insomma, che effettivamente Grillo conta ancora. Non conta ancora tantissimo sul discorso dei voti su Morra, lì sono dinamiche interne che io conosco un pochino di meno, ma certamente questi ex Movimento 5 Stelle e sempre grillini a loro detta o a detta di Becchi o di qualcun altro, comunque un pochino hanno influito, perché bisogna tenere presente che comunque Morra di Uniti per la Costituzione l'1% dei voti l'ha preso, cioè è il terzo candidato presidente più votato in Liguria. Sono, diciamo, cifre abbastanza basse, perché al momento siamo intorno a 3.300-3.400 voti, però chiaramente anche lui un po' ha contato. Quello che invece conta è il fatto che il Movimento 5 Stelle in Liguria è sempre al momento, io sto parlando di 1.167 seggi scrutinati su 1.785, è al 4,84%. Io ho seguito un po' durante questo pomeriggio lo spoglio elettorale e davo sempre un caso al Movimento 5 Stelle 2050 e si è sempre lì intorno al 5%, meno 4,5, 5, 4,8, 4,7, 4,9, 5. Insomma, non è più al 7, 8, 9% di poco tempo fa. Quindi effettivamente diciamo che Morra ha contribuito, sicuramente gli ha tolto qualcosa. Beppe Grillo ha senz'altro contribuito e insomma, se non ci fossero stati entrambi, secondo me la coalizione di Orlando sarebbe avanti, non di tantissimo, ma di un paio di punti avanti sarebbe sicuramente. Allora, noi non riusciamo a metterci in contatto né con Garibaldi né con Corso, però ti voglio dire questo. Abbiamo ora un ulteriore aggiornamento, la distanza tra Bucci e Orlando è di 2.100 voti, perché Bucci conduce con 179.091, 48,35, contro Orlando 176.902, 47,75. Vi ricordo che le proiezioni dicevano appunto Bucci 48,4, Orlando 47,6. Grosso modo sembrano combaciare. Siamo a quasi 1.200 sezioni su 1.785, quindi ecco 1.197 adesso. Addirittura qui mantiene 2.100 voti di differenza, perché Bucci conduce 179.657, 48,34, Orlando 177.532, 47,7. Quindi insomma, non diciamo niente. Dai, giusto quello che dici, devo dire che le ultime proiezioni danno 48,3, in realtà 47,8, ma poco cambia. Ed effettivamente questi risultati parziali, 1197 seggi scrutinati su 1785, come hai detto tu, 48,34 Marco Bucci, 47,77 Andrea Orlando. Quindi siamo veramente ormai siamo a 2/3, insomma.
Sì. Io veramente, se non riusciamo a sentire né Francesca Corso né Sandro Garibaldi, magari sentirei, non so, se c'è Francesco Bruzzone o Alessandro Piana. O altrimenti... Lorenz, prova a cercare Alessandro Piana, vedi un attimo per favore. No, Alessandro Piana l'abbiamo già sentito. Allora. Aspetta, qua, siccome io sono proprio qua nella sede di Regione Liguria e mi sono messo in una stanzetta perché appunto c'è un po' di caos, devo dire qua, adesso c'è fibrillazione tra i leghisti qui in Macaggi a Genova, guardavo se c'era qualcuno, ma sono tutti incollati sui computer, quindi direi veramente se riusciamo a sentire magari, non so, Francesco Bruzzone o la Stefania Pucciarelli, dovrebbe avere che sono i nostri parlamentari, il primo è deputato Ligure, la seconda è senatore Spezzino. Volevo un po' capire se riusciamo a sentire qualcuno di loro che non abbiamo ancora sentito. Allora proviamo a sentire la Pucciarelli, per favore, Lorenz. Ok, chiamo subito. Grazie. Almeno sentiamo anche loro, sentiamo cosa dicono. Se riproviamo magari la Francesca Corso, che l'ho sentita al telefono poco fa, ma ha detto che era libera. Ah sì? O se no, Sandro Garibaldi. Comunque, in ogni caso... Allora, adesso scusami, 1202, quindi abbiamo superato la soglia psicologica delle 1200 sezioni. Bucci avanti 48,35%, 180.520 voti. Orlando segue 178.278, 47,75. Qui sta allungando un pelo Bucci, siamo a 2.300 voti più o meno. Sì, io però volevo dare anche il dato della Lega, perché parliamo sempre dei grillini, degli altri. Insomma, la Lega siamo all'8,51% dei voti. Mi pare sia andata bene, dai. Risultato, cioè ottimo, diciamo un buon risultato, perché tutti lo davano tra il 7 e l'8%, al momento siamo all'8,51%. Con questo risultato dovremmo riuscire con tutti i resti, eccetera, così, nel momento in cui vince Bucci, ovviamente dovremmo riuscire a conquistare sicuramente 3 consiglieri e probabilmente 4. Dipende un po' dai resti, delle cose. Adesso io non sono super specializzato in questo, però non siamo al 7%, 7,5%, 8% massimo che davano alla vigilia delle elezioni regionali in Liguria. È importante. Ti chiedo 30 secondi di pausa, poi abbiamo Stefania Pucciarelli. Jingle. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme con Fabrizio Graffione. Stiamo facendo questo minuto per minuto elettorale. Nel mentre vi do l'ultimo aggiornamento: 1239 sezioni scrutinate su 1785, Bucci avanti 187.758, 48,27%, Orlando segue 186.146, 47,85%. Siamo più o meno a 1600 voti di distanza. Stefania Pucciarelli, senatrice, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Fabrizio, prego. Allora, ciao Stefania, no, io volevo finire il discorso di prima dicendo che comunque c'è un buon risultato, perché siamo intorno all'8,5% per la Lega Liguria, ma il risultato reale politico è che la Lega anche in Liguria è il secondo partito della coalizione, perché supera Forza Italia che si attesta intorno al 7,8%. Dunque, alla Stefania Pucciarelli invece volevo un attimino chiedere un po' il risultato che riguarda la Spezia, perché alla Spezia Orlando è al 50 al momento
154 seggi scrutinati su 258 è al 50,69%, mentre Marco Bucci è al 45,7%. Allora Stefania, un commento da te, cosa ne dici? Certo, Orlando è spezzino, però un buon vantaggio. Allora, diciamo, Orlando è spezzino, questo sì, bisogna vedere ancora le sezioni che devono essere scrutinate e i risultati caricati, le zone in cui si trovano, perché a seconda delle zone il risultato può cambiare, anche perché non è tantissima la differenza. Quindi io sono ancora fiduciosa. Quel dato della Lega, confermo quello che era la tua analisi, comunque è un buon risultato. E tra l'altro rapportando un po' quello che è stato il risultato delle europee, secondo me abbiamo dimostrato di tenere, se non incrementare, quello che è il nostro elettorato, contrariamente magari a altri partiti della coalizione. Ecco, Certo. la Liguria, test nazionale per il governo, ha titolato un po' quasi tutti i giornali, lo ha dichiarato anche il nostro professor Becchi. Ovviamente in Liguria la Lega comunque ha sempre ottenuto più o meno lo stesso risultato delle elezioni nazionali. Sei d'accordo, Stefania? Sì, direi di sì, non so per quale meccanismo, però è vero, è così, confermo. Poi che possa essere un risultato che potrà determinare questioni a livello nazionale, non credo. Potrà essere sicuramente, per quanto ci riguarda, un segnale anche in prospettiva delle prossime tornate elettorali, in modo particolare per quanto riguarda quella dell'Umbria, anche perché noi lì dovremmo riconfermare l'attuale presidente, che è Donatella Pesei. Chiaro. Allora, Tonino, vogliamo dare gli ultimi dati, li dai tu? Sì, li do io. Allora, intanto mentre voi chiaramente facevate le vostre analisi, abbiamo 1271 sezioni scrutinate su 1785. Mi pare che ora comincia ad andare anche un pelo più veloce l'operazione di spoglio. Bucci in testa, 192.890, 48,11. Orlando segue, 192.524, 48,2. Per adesso è avanti di circa 370 voti Bucci, ma naturalmente anche qui sarà un filo del rasoio fino alla fine. Ma perché questo astensionismo? Lo chiedo pure a lei, senatrice. Io sinceramente non so, allora, a parte che per esempio le trasmissioni tipo quella di Report di ieri sera bene non ci fa, questo è un dato oggettivo, perché parliamoci chiaro, una trasmissione come quella di ieri sera è al filo di quello che è il consentito rispetto a quello che è una par condicio, un silenzio elettorale in vista delle urne. Secondo me anche un pochino quello che è stato quanto è avvenuto a maggio di quest'anno con le indagini su Totti sicuramente hanno fatto disamorare un po' di elettorato, anche elettorato nostro, quindi dal mio punto di vista questo fattore pensavamo di no, ma un pochino ha lasciato il segno, e quindi già ancora prima l'astensione era alta. Il fatto stesso che oggi comunque si sia riscontrate delle indagini nei confronti di quello che era il presidente della regione non hanno fatto bene all'elettorato. Certo. Peccato però, vorrei un suo commento anche su Genova, dove Bucci insomma un pochettino sta faticando. Eppure, ripeto, ne parlavamo prima con Fabrizio, è l'uomo del fare, cioè è famosa la sua battuta, no? Sono il sindaco, veda un po' lei. Ecco, un uomo così come fa ad arrancare nella sua città? Io non vorrei che lì invece si fossero già rimessi in piedi molti appetiti in virtù anche di tutti gli investimenti che ci saranno da qui ai prossimi anni proprio su Genova. Non vorrei che si fossero riorganizzati i famosi redditi di cittadinanza, che nel programma di Bucci vede un mini reddito ligure,
e non vorrei che dietro a questa percentuale che avvantaggia Orlando ci sia un interesse di quelli che sono quelli che aspirano ad avere uno stipendio senza far nulla, e che ci sia poi in prospettiva il poter andare a mettere le mani sul valore degli investimenti che sono destinati alla Liguria. Ecco, intanto vi do ulteriori aggiornamenti. Abbiamo sfondato quota 1.300, siamo a 1.304 sezioni scrutinate su 1.785. Bucci avanti 198.419, 48,16%. Orlando insegue 197.589, 47,96%. Qua ballano circa 900 voti più o meno. Io avevo letto era arrivata questo WhatsApp da un nostro ascoltatore, Silvio da Torino, e dice: lo sputtanamento è la ragione, non sufficiente per non votare, manca la cultura politica, l'antipolitica serve a chinarsi ai potenti di turno, siamo indietro. Secondo voi questa analisi che fa questo nostro ascoltatore è condivisibile? Cioè l'elettore di centrodestra alla fine manca di questa coscienza civica, diciamo così? Diciamo che l'elettore di centrodestra molto probabilmente ragiona, ahimè, e forse si fa anche condizionare. Quello di sinistra vota a seconda di quello che è l'ordine del partito, cioè indipendentemente anche da quello che può essere un candidato, che può piacere o non può piacere. Ripeto, le indagini, tutto quello che è successo in questo periodo non ci hanno fatto bene, anche determinati messaggi che sono passati, che secondo me spesso erano anche al limite delle denunce, nell'elettorato che magari non è un addetto ai lavori, ma che si basa su quello che è una trasmissione televisiva, su quelli che sono alcuni giornali, perché i giornali spesso ci mettono un po' anche del loro, e quindi è condizionato, e anziché magari fare una propria analisi, preferiscono non andare a votare perché magari perdendo la fiducia nel centrodestra non trovano un'alternativa. Chiaro. 1320 sezioni scrutinate, Bucci avanti 201.344, 48,14, insegue Orlando 200.652, quindi qui ballano poco meno di 700 voti, 47,98. Secondo me passerà veramente alla storia questa tornata elettorale, quantomeno per i capelli bianchi, che farà spuntare a tanti di noi. Perché giuro, è veramente una corsa al fotofinish, come diceva il nostro Fabrizio. Ce l'abbiamo già i capelli bianchi, Antonino, qualcuno c'è già. Io non li ho proprio, quindi come puoi immaginare, mi sono portato avanti col lavoro, per cui non è il problema. Noi donne siamo fortunate, quindi possiamo correggere il lungo percorso. La Stefania è una leonessa, c'è una capigliatura veramente ha voglia. capelli. Comunque io spero che questo trend vada fino all'ultimo seggio, che ci possa confermare come vincenti, anche perché io penso che i liguri non meritano di avere da qui ai prossimi anni una sinistra come quella che si è presentata a governare la regione Liguria. Veramente sarebbero tempi bui, e quindi io sono abbastanza fiduciosa che riusciremo a portare a casa il risultato. Senta, io leggevo un'oretta fa in apertura di trasmissione un passaggio del libro Confesso governato, il libro che ha scritto l'ex governatore Toti, e lui diceva sostanzialmente il modello Liguria è prendere una regione di fatto refrattaria, dove c'è sindacalismo, appalti di Stato, dove insomma la sinistra ha una forte presa, riuscire a vincere per una manciata di voti, parlava ovviamente di se stesso, e poi renderla una regione appetibile per quanto riguarda per esempio i porti, per quanto riguarda l'investimento nel turismo a tutti i livelli, eccetera, eccetera, perché dice noi siamo neoliberisti e quindi come tali diciamo se sale la marea
salgono tutte le barche, dalle piccole alle grandi. Cioè, più c'è massa di denaro, più si fattura, più tutti fatturano, più questo ricade a beneficio di tutti quanti. E anche, se vogliamo, uno scontro tra due visioni vere e proprie della vita qui, cioè una visione che dice tu sei in grado di farcela e il tuo obiettivo è il mondo, e l'altro è il mugugno, se posso citare una tipicità ligure, o meglio uno stereotipo ligure. Sì, però scusa Stefania, rispondo sul mugugno, perché il mugugno è genovese, dai, più che altro. Confermo, no, una nostra caratteristica peculiare che non ce la deve toccare nessuno. Scusa Stefania, vai pure. Prego, non mi permetto minimamente. Viva San Giorgio, andiamo avanti. Diciamo, c'è il mugugno, ma anche la capacità poi di reagire di fronte alle avversità. Ecco, io spero che Genova e la Liguria non dovrà reagire all'avversità di trovarsi Orlando come presidente. Io spero che si rimanga al mugugno e mugugnando si porti a casa il risultato. E anche non sempre ci si ricorda il bene e il male che magari un'amministrazione può fare nell'ambito di un mandato, perché il non riconoscere quello che ha fatto Bucci per Genova, il non riconoscere quello che ha fatto anche l'amministrazione di Totti in 9 anni, anche questo mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. E però magari bastano gli ultimi mesi prima di una tornata elettorale, dove vengono caricate informazioni che partono poi comunque da delle indagini in corso, con delle strumentalità e delle false notizie, ecco, il fatto che tutto viene messo poi in discussione e quello che è stato fatto prima viene quasi cancellato. Io ricordo bene la regione che avevamo ereditato nel 2015, ricordo bene quelli che oggi sono ambientalisti, che allora avevano derogato a costruire sull'alveo dei fiumi a 3 metri, e poi oggi ci lamentiamo quando succedono dei disastri, ma magari se c'erano delle abitazioni a 3 metri perché le avevano consentite loro. Sull'abbandono dei territori, dei boschi e quant'altro non hanno fatto nulla per supportare tutte quelle che sono le piccole attività, i piccoli comuni. Ecco, io ricordo bene la regione che avevo ereditato e ho ben chiaro quella che è oggi la Liguria, quindi io ho lottato fino all'ultimo momento per far sì che il centrodestra potesse riconfermarsi in questa regione, perché io le cose le ricordo nel bene e nel male, però non sempre è così. Anna Maria da Vicenza scrive al 340-670-9659: l'elettorato di centrodestra è più pecorone, dà troppa retta ai mass media e alla magistratura e non ragiona con la sua testa. Anna Maria da Vicenza. Verrebbe quasi da malignare e dire quanti tottiani non sono andati a votare. La butto lì sta malignità. Faccio per un attimo l'avvocato del diavolo. Io questo non lo so. Io so che quelli dall'altra parte sicuramente erano chiamati tutti all'appello, perché loro controllano tutti i seggi, tutti gli elenchi, e chi non va a votare viene chiamato, viene invitato ad andare alle urne, cosa che noi non abbiamo mai fatto, non ci siamo mai organizzati in tal senso, quindi da quel punto di vista pecchiamo abbastanza. Intanto vi do una notizia, mentre mancano ormai una decina di minuti alla fine di questa trasmissione: 1360 sezioni scrutinate su 1785, Bucci conduce con 209.353, pari al 48,33%, Orlando è staccato di 2.300 voti perché fa 207.014, pari al 47,79. Quindi vediamo ancora che Bucci, diciamo così, per adesso sembra tenere la testa, per adesso. Mancano ancora queste 400 sezioni, dopodiché però ormai abbiamo passato anche i 2/3. Vi ricordo che abbiamo sempre le proiezioni, scrive Lanza: Bucci avanti ma è testa a testa con Orlando.
il PD primo partito, poi Fratelli d'Italia, crollano i 5 Stelle. Quinta proiezione Opinio Rai, Bucci al 48,4%, Orlando 47,6%, affluenza in calo. Ma scusate, ma allora, visto che si parlava tanto di, come possiamo dire, di test per il governo, cioè quanto può influenzare questo risultato elettorale? Secondo me influenzerà nulla il governo, cioè non visto per quale motivo dovrebbe influenzare in qualche modo. Non ha mai influenzato prima, quando ci sono state altre tornate elettorali, non lo farà oggi. Non vedo sinceramente che possa avere delle ricadute quantomeno nella maggioranza. Capito. Almeno Fabrizio? Sì. È un mio pensiero questo. Certo. Fabrizio? Beh, io direi che fermo restando che comunque le elezioni regionali qua in Liguria rappresentano senz'altro un test nazionale per il governo dal punto di vista appunto di misurarsi un po' sul territorio, però come giustamente ha detto Stefania Pucciarelli non influenzerà dati i risultati, perché non c'è stata assolutamente la spallata del centro-sinistra come si pensava all'inizio della campagna elettorale, no? Si diceva che si spallata del centro-sinistra a seguito dell'inchiesta della Procura di Genova che ha portato alle dimissioni l'ex presidente Giovanni Totti. Questa non c'è assolutamente stata. Dico, semmai queste elezioni avranno delle ripercussioni per la minoranza al governo, perché ancora adesso 1325 seggi scrutinati su 1785, ribadisco, il Movimento 5 Stelle 2050 di Giuseppe Conte è al 4,73%, cioè siamo sotto al 5%. Non so se ci rendiamo conto. Questa coalizione di centro-sinistra, questo 5 Stelle che è diventato un ricostituente del PD e oramai anche secondo Beppe Grillo, secondo quello che ha dichiarato sabato con questa bomba sganciata a 24 ore, a meno di 24 ore dalle elezioni in Liguria, dalla sua casa di Sant'Ilario qui a Genova, conta. E quindi queste elezioni regionali avranno delle ripercussioni, credo, più che altro per quanto riguarda la sinistra, il centro-sinistra, la coalizione, il patto l'accordo tra 5 Stelle e PD. Allora, 1388 sezioni scrutinate, Bucci avanti 214.709, 48,40%, Orlando insegue 211.735, 47,73%, 3.000 voti di scarto. Infatti è stata la spallata e del centro-sinistra è un crollo dei 5 Stelle, come giustamente ha titolato, come ricordavi te, l'agenzia ANSA, quindi ripercussioni per quanto riguarda semmai la minoranza e non certo la maggioranza di governo. E che io volevo fare una domanda a qualcuno di Genova. Volevo chiedere alla regia se riusciamo a riprovare con Francesca Corso o con Sandro Garibaldi, perché del Tiguglio ne abbiamo parlato un po' pochino e comunque su Genova volevo fare un paio di domande alla Francesca Corso. Prova di nuovo Lorenz, anche perché abbiamo ormai solo 5 minuti, quindi stiamo arrivando quasi in fondo alla trasmissione, per cui direi che ci siamo quasi. Ma intanto vi dico che mentre la regia prova a entrare in contatto con Francesca Corso, le sezioni scrutinate adesso sono salite a 1393, Bucci sempre avanti, 215.604,
48 e 40%, Orlando insegue 212.599, quindi stiamo parlando di 3.000 voti, mantiene, no, stavolta parliamo di 3.000 voti, mantiene questo scarto nei confronti dei due. Mi sa che siamo arrivati, niente, non riusciamo a entrare in contatto saranno impegnati nei seggi. E molto probabilmente. Sì. Allora, io intanto ringrazio la senatrice Stefania Pucciarelli e proviamo, ringraziandola appunto del suo tempo, insomma, la saluto con quest'ultimo dato: 1406 sezioni scrutinate su 1785, Bucci avanti 218.192, 48 e 42%, Orlando insegue 214.969, 47 e 71. Quindi siamo avanti di circa 3.100 voti in questo momento. Senatrice, grazie del suo tempo come sempre. Grazie a voi e buona serata a tutte le persone che stanno ascoltando. Perfetto, allora in extremis, Lorenz, proviamo adesso con la Corso e poi naturalmente alle 20, ahimè, Big Ben dirà stop, ma insomma, Fabrizio, serata abbastanza movimentata questa. Io sono qua in sede Lega, via Macaggi a Genova, la nostra sede regionale della Lega Liguria, c'è molto fermento e diciamo adesso un po' più di rilassamento, mettiamolo così, perché siamo a 1408 sezioni su 1785, 48,41% Marco Bucci, 47,72% Andrea Orlando. Diciamo che siamo al photo finish, sempre questo testa a testa, rispetto anche se ci sono circa 3.000 voti di differenza, diciamo che siamo ancora qua in ansia ad aspettare la fine degli scrutini nei seggi della Liguria. Da Genova non abbiamo nessuno, io direi che possiamo chiudere la nostra trasmissione a questo punto, visto che si sono fatte le 19:58, se tu sei d'accordo. D'accordissimo, Antonino, ti ringrazio ancora per il collegamento, buona serata a tutti da Genova e dalla Liguria, da Fabrizio Graffione. Benissimo, noi chiudiamo qui, 1412 sezioni scrutinate, Bucci 48 e 43%, 219.016 voti, Orlando insegue 215.731, 47 e 70. Grazie a tutti, appuntamento a domani. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grande Moby dove saranno tutti gli amanti che hai?